Giancarlo Pirolotti, buonasera. Eccola. Energia! E sesso! Certo, come Com'è la Fashion Victims? reduce dalla Milano Fashion, raccontaci com'è Com'è andata. andata, dai? Ma certo, piccolo muflonsino arruffato, tu, ta, il tuo nome sarà in te ogni città di un gattino annaffiato che miagolerà. È stata un'apoteosi, una là, sfilata che il là. bacanal del gnocco se la insogna. Una sfadigata cilacunata, veramente. Immagino. Cioè, non so se hai presente quella sensazione come quando sei lì che urti, No, sì, no, urti e finalmente la macchina si mette in moto. Ecco, no, perché... E insomma, è stata una collezione in controtendenza. Addirittura, ci picchia. Cosa? Erano tutti là a bocca aperta. Potevi anche vederci i lavori del dentista. Sono un'immagine Mica, ma bellissima. se- Non hai qualcosa da farci vedere? Osteria numero 7, il salame No! piaciafette. Dai, Certo, favola. Anche se po', mi ciapi in contropiede come il Real Valgadinsa contro l'Atletico Pelaloco nella finale di terza categoria. Però dovrei avercela qua nella pancera. Nella pancera! Un breve estratto della collezione Pirolotti uomo 25-26. Aspetta che tacco il bagaglio. Oh, Vai. ecco. Oh, sì? Pensata per un uomo che non sembra neanche tanto furbo. Oddio, che orrore! Guarda, quel non so che sembra che ci manca un boio. L'imbacucado, eccolo qua. No! Quell'uomo che si veste a scuro la mattina. Conosco. Attenzione, Questo è veramente... un uomo che vuole farsi chiedere: ma dovuto nare? Ok, sembra un bruco. Guarda questo qua, la festa della sparasina. Sì. Questo qua, paletò oversize. Oversize. Se vedi uno per strada così, ti viene o no da dirci ma ti manca un boio? Eh O no? sì, in effetti guarda. Oppure, ma dovuto nare? Sì. Spero di venderne al manco uno di questi vestiti Almeno qua. uno. Ciao favole, Sì. ciao tigrotti arruffati, Sì. peace, love and lasagnette con l'ana rapitana, ragazzi. Vabbè, per tutti. No.